Buonasera a tutti ragazzi, quindi dopo l'alluvione di qua, ecco le previsioni per domani. Quindi come potete vedere ragazzi, già domani, come potete osservare, il nord Italia sarà bello già ripreso da questo forte maltempo. Vedete, allerta rossa, gialla, verde, blu, non si capisce proprio niente. Vabbè, allerta gialla, arancione e gialla, diciamo le tre allerte più o meno. Il blu è l'acqua, il viola è la neve, quindi ripetiamo sempre i colori quali sono. Quindi domani la Liguria, quindi il Piemonte, ragazzi, e il Friuli Venezia Giulia, bello pieno pieno, si vede. Anche se sei fortunata, forse tu, avvocatella, perché a grado non arriva. Se fai caso, guarda qui a grado, diciamo, non arriva. Quindi diciamo che forse dove stai tu ci starà il sole, sì, sì, perché a grado il maltempo non arriva alle 10, quindi vediamo, questa è la previsione per le 10 di domani mattina, quindi questa è la previsione del satellite, quindi poi passiamo più avanti, quindi non andare ancora, vabbè, che ne so, tu hai detto che eri da quelle parti più o meno, quindi diciamo che se sei di là avevi detto che, non lo so, comunque diciamo metà Friuli comunque non sarà colpito, diciamo, da questa cosa qui. Poi tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi dove stai avvocate alle ore 15 pioverà, quindi puoi stare dove vuoi tu domani in Friuli Venezia Giulia, piove, eccola qua, alle 15 però. Poi il maltempo ragazzi si è spostato su tutta la Lombardia, Piemonte, secondo me sì, sì, si salverà proprio qualche città, ma nessuno credo perché Torino, Milano, solo questa parte qui diciamo di Reggio Emilia si salverà, ma poi veramente un pezzettino. Il sud Italia, ragazzi, è inutile che ve lo dico perché non ci sarà nulla a scendere da Firenze alla Sicilia, quindi vi voglio far vedere pure la Sicilia, però ve lo dico in anticipo, ecco qua, non ci sta nulla, quindi diciamo è una cosa concentrata a nord, come avevo detto io, quindi un po' sulla Sardegna, sopra diciamo dove sta Sassari, la Corsica maltempo, quindi pesante pure qui. E poi ho fatto l'ultima proiezione, questa è quella delle ore 20. Eccolo qua, il Friuli Venezia Giulia completamente in allerta meteo. Quindi avvocate, domani canotto, barca, mi raccomando, vedi là, proprio allerta rossa. Quindi domani prendi la barca direttamente, non prendere canotto, salvagente, non serve a nulla. Domani ci vuole il piroscafo qua, oppure vedi tu che ne so. La barca non fa niente, brava, guarda che ci sta proprio una macchia rossa proprio esagerata, quindi domani in Friuli, diciamo in Val d'Aosta, poi a partire da Genova fino a Roma, ragazzi, allerta arancione e gialla, quindi poi sulla Corsica allerta gialla e sulla metà Sardegna, anzi forse di più, pioverà normale. Quindi da Roma in giù, ragazzi, non ci sarà nulla come solito. A noi ogni tanto arriva questa scaricata d'acqua come stasera, ma si sapeva perché ieri in questa l'altra diretta abbiamo detto che stasera a Salerno ci stava quel maltempo forte, e difatti così è stato poi al finale, quindi la previsione è stata giusta al finale, quindi pure a Napoli ha piovuto tanto, ha detto Francesco, quindi diciamo che le previsioni sono diciamo attendibili al massimo da questo satellite che ho fatto, diciamo, ho comprato io, quindi diciamo che domani sarà Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, poi Lombardia e Piemonte nella mattinata, poi nella sera alle ore 20, sì, 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 vedi, è tutto viola, sì, sì. Sui monti, diciamo, Piemonte, Lombardia e Friuli ci sarà anche la neve, quindi basta guardare il colore è viola, ragazzi. Ciao Diego, buonasera. Quindi diciamo che domani sarà maltempo, diciamo centro-nord, quindi escludiamo da Roma a scendere in giù. Quindi facciamo da capo ore 10 nord, quindi Lombardia, Liguria, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Tranquillo, come vedi nella foto, bel tempo. Poi alle ore 15 ancora maltempo su tutto il nord Italia, sempre non ci sarà nulla da Firenze a scendere, poi in serata invece anche il centro sarà coinvolto, quindi ciao Anna Maria.
quindi come potete vedere domani il maltempo sarà centro-nord, quindi diciamo che da Roma a scendere in giù ragazzi non pioverà da nessuna parte, quindi Campania, Puglia, Reggio Calabria, Sicilia, poi tutte le altre regioni ragazzi, chi la mattina e chi la sera comunque pioverà dappertutto, quindi molto la sera, domani sera alle 8 allerta massima in Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Firenze, Roma, diciamo tutta questa qui dove vedete rosso ragazzi è allerta rossa, dove vedete giallo è allerta gialla, quindi in base al colore diciamo il blu e il verde sono l'acqua, il blu è acqua normale, il verde è più intenso. Poi le allerte, diciamo, sono visibili rosso, arancione e giallo, quindi le sapete, non è che lo devo dire io. Poi da, diciamo, da Napoli a scendere fino alla Sicilia, ragazzi, vi faccio vedere la Sicilia, eccola qua. Vedete, bello pulito pulito, quindi sarà una cosa, diciamo, prettamente del nord Italia, quindi la mattina in Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, poi nel pomeriggio e nella sera si estenderà fino a Roma, quindi diciamo che domani pioverà davvero bene perché i colori sono, diciamo, quelli delle allerte, quindi diciamo farà come stasera da me. Vi ricordate che sul Salerno ci stava quella macchiolina rossa? E in effetti, come avete visto ciao Antonino, come avete visto il video di prima, ragazzi, ha fatto proprio, sta facendo ancora un sacco di casino. Quindi ragazzi, vi auguro buonanotte a tutti e ci sentiamo domani per gli altri video. Quindi una buonanotte a tutti ragazzi e ci sentiamo domani. Ciao Diego, ciao Avvocatello, ciao Antonino, ciao a tutti ragazzi. A domani, quindi Avvocatello, domani barca a remi. Bravo, un breve, non va niente con un breve. Ci vuole il piroscafo domani come sta la situazione qua alle 8 di sera. Quindi domani sera compra qualche piroscafo, qualche draghetto, vedi tu. Perché domani in Friuli proprio la vedo bella però. Ma Lecce, no, no, tranquillo, sì, sì. Lecce domani tranquillissimo. Te lo dico subito, proprio, ti dico pure la temperatura. 16 gradi. Precipitazione 0%, quindi sarà normale. Basta che vedi qua, anche perché questa qui, vedi, non è, diciamo, Lecce, in effetti qui è l'Albania, quindi non colpirà Lecce, quindi stai tranquillo perché neanche venerdì poi porta pioggia, quindi sì, sì, ancora sta facendo quel casino lì, ho chiuso tutto qua perché l'acqua entrava da tutte le parti, perciò ho chiuso la diretta perché poi mi stava allagando pure io. Perché a parte diciamo la pioggia ci sta pure il vento. Vabbè ragazzi, ci sentiamo domani, quindi buonanotte a tutti e a domani. Ciao Avvocatella, ciao Diego, ciao Antonino, ciao Anna Maria, ciao a tutti.